In questi ultimi 10 anni centrosinistra e centrodestra hanno prodotto al governo della regione 80.000 nuovi disoccupati. È la politica che non produce, è la politica che produce nuovi disoccupati. Bisogna invertire questa tendenza, bisogna aprire un nuovo scenario, bisogna fare una rivoluzione politica, culturale, morale ed etica. La politica si deve misurare, si deve poter dichiarare ciò che si è fatto e poter misurare gli effetti su due parametri fondamentali, quello dell'occupazione e quello della crescita economica. Per questo motivo la nostra coalizione, la coalizione del popolo sardo ed io personalmente abbiamo proposto una grande rivoluzione etica e morale. Niente stipendi, zero stipendi alla politica se non è in grado di far incrementare i posti di lavoro, se non è in grado di far aumentare l'economia della nostra terra. È una sfida rilevante, importante, che vogliamo sottoporre all'attenzione dei sardi, non come proposta elettorale o demagogica, ma come una vera e propria sfida tra i cittadini e la politica. Se la politica non è in grado di dare risultati, è giusto che non venga pagata, è giusto che vada a casa. E quindi in questa direzione proponiamo la misurazione dei risultati, perché i cittadini possano, da questo punto di vista, giudicare in maniera concreta. Se una classe politica, quella di centrosinistra e centrodestra, in questi ultimi 10 anni non è stata in grado di realizzare un solo nuovo posto di lavoro, anzi ne ha fatto perdere 80.000, è giusto che vada a casa. Io per conto mio posso soltanto ricordare quei 20 mesi, quei pochi 20 mesi che sono stato al governo della regione. Tutti gli indicatori, sia quello economico che quello occupazionale, sono cresciuti. Più 6% di occupati, più 2% di crescita del prodotto interno lordo. Risultati che si possono misurare. La nostra sfida è per produrre di più e per creare più lavoro. Sta ai sardi scegliere se stare dalla parte di chi vuole creare queste opportunità di crescita o chi invece negli anni passati, in questi ultimi anni, è riuscito a creare soltanto disoccupati e povertà. La sfida è tra le idee migliori per il governo della Sardegna.